Ministro, oggi un importante monito per la pace in questa celebrazione della figura di un grande eroe nazionale. Siamo qui per celebrare Francesco Barak, che è stato un italiano, un eccellente italiano, un eroe tra gli eroi, il Liasso tra gli assi, la sua memoria, a cui rendiamo omaggio, deve spingerci a essere alla sua altezza, ognuno di noi, nel suo piccolo, nel suo grande, per il ruolo che ognuno svolge nella società, soprattutto quando l'Italia è protagonista nel palcoscenico internazionale. Dovremmo ricordarci che ci sono persone straordinarie che hanno dato la vita per noi, quindi dovremmo essere tutti quanti all'altezza. Oggi peraltro inizia e speriamo che possa portare a qualcosa di positivo, un processo faticosissimo, molto complicato di pace. Non so se riusciremo ad ottenere risultati concreti sin dall'inizio, però è già qualcosa, e quindi quello che è successo qui più di 100 anni fa dovrebbe, come dire, spingerci a considerare che la pace è il valore più alto, ma si ottiene anche grazie a una forza di deterrenza e l'esercito, una forza di deterrenza nazionale, l'esercito, come dire, all'altezza del suo compito.